Buongiorno a tutti e benvenuti alla Cucina in Cantina. Che cos'è la Cucina in Cantina? È un nuovo progetto della Cantina Veneta che vuole raccontarvi i vini da un altro punto di vista, da un punto di vista goloso se volete, quello appunto di un cuoco come me. Il vino diventerà quindi il protagonista di una serie di ricette che raccontano il territorio e che raccontano le nostre tradizioni enogastronomiche appunto. Oggi lavoreremo con la fregolotta o la sbrisolona, un dolce semplice, certo che sì, però sarà caratterizzata dall'utilizzo appunto del riccotto di Soave, un profumo unico che renderà l'impasto decisamente molto più goloso. Come vi dicevo, è una ricetta molto semplice, potete utilizzare la planetaria, noi faremo tutto a mano, di volta in volta gli ingredienti, seguitemi. Cominciamo con il burro, che deve essere morbido, e lo zucchero, così da impastarlo insieme. Ora l'uovo, le due farine, prima la farina 00 o anche di tipo 1-2 come preferite, poi il mais, meglio se è fioretto, deve essere sottile sottile, un pizzico di sale e infine le mandorle tritate quasi a farina. Ed ecco l'ingrediente, se volete, più importante, l'uvetta sultanina con un po' del vino con cui l'abbiamo resa morbida e profumata. Tortiera 20-22 cm di diametro, potete infarinare ed imburrare o semplicemente coprire con della carta forno, versate il composto. Livellate bene con le mani, la forma deve essere irregolare. Ora si inforna 170 gradi per 30-40 minuti. Qui dovete controllare un pochino voi il vostro forno, deve essere dorata la superficie. Voilà, profumatissima! E ora con il vino prepareremo il giusto accompagnamento a questa sbrisolona. La torta si sta raffreddando e noi continuiamo con la preparazione dello zabaione, che vedrà appunto il reciotto come ingrediente importantissimo. Tuorlo, zucchero e si monta un po'. Profumato, morbido, ben montato, lo zabaione giusto per noi. Zabaione pronto, abbiamo fatto raffreddare un po'. E aggiungiamo un pezzo di sbrisolona o di fregolotta. Vedete com'è friabile? Intingiamo. Il tutto naturalmente accompagnato da un ottimo bicchiere di riccotto di Soave. E buon appetito!